Affittiater, continuano le proteste degli inquilini mentre il PD in regione attacca e chiede la sospensione della legge, ipotesi rigettata dall'assessore Lanzarin che ribadisce sì ai correttivi ma per aiutare solo chi ne ha davvero bisogno. Il maltempo continua a colpire nella Marca, ieri sera e la scorsa notte alberi sradicati dal vento e campi devastati dalla grandine e l'allerta meteo resta fino a venerdì. Dopo la denuncia ai nostri microfoni della cinquantenne inseguita da un maniaco al parco dello Storga a Treviso e caccia all'uomo, il sindaco Conte dice aumenteremo i controlli dei vigili in borghese. La famigerata casa di Via Rezzardi a Marghera chiusa con del filo spinato e reti elettrosaldate, l'operazione dopo le numerose segnalazioni dei residenti esasperati per il degrado assoluto dello stabile, punto di ritrovo dei tossicodipendenti. A fuoco il Burger King di Cittadella, colonna di fumo nero fa scattare l'allarme degli automobilisti, il locale aperto solo un mese fa, salvato grazie all'intervento dei pompieri. 94enne vicentino denunciato dai carabinieri per essere fuggito dopo che aveva investito un papà che portava a spasso il suo bambino in carrozzina. Festa grande a Malo per i 106 anni di Giovanni Pettinà, considerato ora la penna nera più anziana d'Italia, eppure mi scartarono la visita di leva, racconta il nonno alpino. Telespettatori di Antenna 3, buonasera, bentrovati. L'edizione del Veneto dei nostri telegiornali dunque continua la battaglia sulla questione del caro affitti ATER che abbiamo affrontato anche in queste settimane. Oggi una nuova giornata di protesta a Padova contro l'aumento dei canoni d'affitto degli alloggi popolari, in città presidio dei comitati per la casa sotto la sede dell'Ente, mentre i consiglieri regionali del Partito Democratico attaccano la regione e chiedono la sospensione della legge. Mi può dire il suo affitto di quanto dovrebbe aumentare? 200 è arrivato a 400, il doppio. Vivo da sola, quindi ho tutte le bollette da pagare, mangiare se devo mangiare, se no mi tocca andare anche alle cucine popolari. Questa è la testimonianza di Concetta, vive a Padova in una casa popolare del quartiere Palestro. Questa invece è la situazione di Luigina. Pagavo 91 euro al mese, me ne sono arrivati 169. Premetto che io guadagno 860 euro di pensione, quindi insomma, non è che, quindi mi sembra che veramente raddoppiare così, e sono sola. Giornata di mobilitazione per gli inquilini delle case ATER contro gli aumenti del canone d'affitto. Molte le storie della gente che chiede all'assessore Lanzarin di rivedere e cancellare gli aumenti. Lui pagava 45 euro con le spese condominiali, cioè 25 di affitto e 20 di spese condominiali, ora gli sono arrivati 61 euro più i 20, cioè 81 euro. Con l'ISEE a zero, non capiamo qual è la motivazione. C'è un problema anche per me perché a fine anno sono 500 euro, non più 40. E dopo non ho solo quelle tante medicine da comprarmi. A Padova la manifestazione più imponente è stata organizzata dai comitati per il diritto alla casa proprio sotto la sede dell'ATER. Un piccolo corteo per alcuni minuti ha bloccato il traffico in Corso Milano per poi tornare sotto le finestre dell'ente per chiedere un confronto. Anche il Partito Democratico, incontrando un gruppo di inquilini, chiede una marcia indietro della Regione. Vogliamo una totale retromarcia, l'abbiamo chiesta con una mozione che sarà discussa ai primi di settembre, perché vogliamo che sia fermato questo regolamento, completamente rivisto, con la scusa di colpire qualche furbetto. Qui in realtà si sta colpendo gran parte delle persone, la maggior parte anziane. Bisognerebbe anche chiedere le dimissioni dell'assessore, perché di fronte a un disastro del genere la cosa è molto molto grave. Però serve chiarezza, serve molta chiarezza da tanti punti di vista. Nessuna sospensione della riforma ATER, come chiesto abbiamo appena sentito dal Partito Democratico regionale. L'assessore Emanuele Lanzarin difende invece la bontà del provvedimento e ribadisce che ci saranno questi nuovi tavoli tecnici per esaminare caso per caso, per aiutare chi ne ha davvero bisogno e invece non aiutare i furbetti dell'ATER. C'era bisogno di una riforma che mancava da più di 20 anni. Ricordiamo che noi siamo l'unica regione che non aveva ancora applicato come metodo di calcolo l'ISEE, che è sicuramente un sistema di più equità e giustizia sociale, perché va a vedere effettivamente cosa una persona ha.
Sulla riforma regionale dell'edilizia residenziale pubblica non si torna indietro. L'assessore ai servizi sociali Manuela Lanzarin difende una riforma che definisce dai molti contenuti positivi, annunciando comunque l'introduzione delle necessarie correzioni. Ma non ci sarà alcuna sospensione del provvedimento come chiesto dal Partito Democratico. Il Partito Democratico fa la propria parte politica e va bene, insomma. Noi invece abbiamo già messo in atto tutta una serie di iniziative, tra cui appunto con il provvedimento che è stato varato dalla Giunta ieri, la creazione di 7 nuclei tecnici suddivisi per ogni singola ATER, che da qui al 30 di settembre hanno il compito di valutare quei casi cosiddetti anomali, quei casi che hanno avuto questi aumenti importanti e capire come intervenire da un punto di vista normativo poi per aggiustare la legge, non per sospendere e non per cambiare la legge. Quindi nessun dietrofront da questo punto di vista. La Regione si muove su 2 binari. Da un lato tutelare le fasce più deboli della popolazione, dall'altro assicurare possibilità d'accesso agli alloggi anche ai 14.000 potenziali assegnatari che ne hanno i requisiti. A chi chiede perché i nuclei tecnici non siano stati attivati prima, Lanzarin ricorda il tavolo di monitoraggio già al lavoro e come solo ora si abbia un quadro di cosa c'è dentro le case popolari in Veneto. Oggi noi abbiamo la fotografia che effettivamente, se parliamo di patrimoni immobiliari, insomma è una fotografia importante e quindi oggi abbiamo la possibilità invece di andare a incidere in maniera più dettagliata e quindi di dare una risposta agli anziani, a chi ha avuto, non so, l'evento straordinario come può essere il TFR piuttosto che l'incidente, l'assicurazione. Torniamo adesso a parlare del maltempo, mentre la Regione dirà un nuovo bollettino di allerta meteo che posticipa fino a venerdì l'allerta meteo che invece doveva concludersi domani. Ieri sera e la scorsa notte ancora una volta la Marca Trevigiana colpita dal maltempo, alberi sradicati dal vento ma anche grandine che ha colpito soprattutto le coltivazioni nella zona castellana. Ancora maltempo e ancora grandine. Nella tarda serata di ieri un violento temporale ha attraversato l'Alta Padovana e la Castellana provocando danni ingenti all'agricoltura. Da Rosà, entrando in provincia di Treviso, per capirci nella zona Ramon, Loria, Castello di Voleo, Riese, da là fino ai confini col comune di Vedelago c'è stata una fascia di un'altezza di circa 400-500 metri in senso ovest verso est che ha veramente distrutto i raccolti di un anno. Particolarmente colpito il territorio di Castello di Godego, chicchi grandi come albicocche hanno distrutto colture orticole, seminativi, soprattutto soia e mais, danneggiato viti, serre e tunnel, danni anche al settore florovivaistico particolarmente importante nell'area di Loria e al settore zootecnico con stalle scoperchiate. La grande è venuta con fortissime folate di vento e acqua e questo evidentemente su alcune zone ha provocato anche parziali scoperchiature dei ricoveri delle stalle e anche l'abbattimento proprio di alcuni tunnel, alcune serre. Una cinquantina nella notte gli interventi legati al maltempo da parte dei vigili del fuoco impegnati soprattutto nel liberare strade da alberi abbattuti dalla furia del vento a Mogliano, Villorba, Cappella Maggiore, Conegliano. Nemmeno il tempo di ultimare la conta dei danni della tromba d'aria di venerdì, 1.600.000 euro, la prima stima di Coldiretti, che la Marca si trova di fronte di nuovo ad un disastro e potrebbe purtroppo non essere finita. La Protezione Civile del Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità per il passaggio tra stasera e domani di una nuova perturbazione con temporali che localmente potranno essere intensi. Ancora da Treviso, ma stavolta per parlare della denuncia terribile che abbiamo raccontato ieri nel telegiornale di Treviso di una cinquantenne che ai nostri microfoni ha raccontato di essere stata inseguita da un maniaco ieri pomeriggio nel parco dello Storga. Oggi le reazioni della città. Era un ragazzo giovane anche, mi ricordo anche dei tatuaggi,
aveva degli occhiali da vista, aveva la barba incolta e poi io sono fuggita via. 30 anni o poco più, capelli radi, barba incolta, spalle tatuate. Dopo la tentata violenza sessuale e caccia al maniaco del Parco dello Storga che ieri alle 3 del pomeriggio ha terrorizzato una donna. La signora stava facendo la consueta camminata nel parco, polmone verde a 2 passi dalla città, quando le si è parato davanti quest'uomo completamente nudo che, sussurrando oscenità, la rincorsa cercando di raggiungerla ed afferrarla. La donna è riuscita a scappare chiedendo aiuto ad una coppia che si trovava negli orti urbani del parco. Mi ha sinceramente scosso, perché mi chiedo, se non fossi stata vicina a delle persone, cosa avrebbe fatto questo. Un episodio grave, afferma il sindaco di Treviso Mario Conte, che oggi si è attivato per potenziare i controlli della polizia locale. Il comandante Gallo ha già disposto un servizio di pattuglia in borghese per individuare il maniaco e rendere sicure le zone come il Parco dello Storga, appunto, dove tante donne praticano attività fisica. Quando succedono queste cose bisogna intervenire immediatamente. Noi aumenteremo i controlli e già in queste ore lo stiamo facendo con la polizia locale per vedere se, in base alle indicazioni della signora, riusciamo a rintracciare questa persona. Ma è fondamentale avvisare subito le forze dell'ordine. L'appello in questo momento è quello di prestare attenzione, magari evitando i luoghi più isolati. Mi farò anche parte attiva nei confronti della provincia perché vengano fatti anche dei lavori di sistemazione e di manutenzione del verde in modo che la visibilità possa migliorare, però l'impegno che ci prendiamo noi come Comune di Treviso è quello di aumentare i controlli in tutti quei luoghi come il Parco dello Storga piuttosto che la Restera, che sono anche quei luoghi dove le donne giustamente vanno a fare attività fisica e molte volte possono trovarsi anche da sole. Ed ora a Longarone, il giorno dopo la protesta del proprietario del terreno dove sorge il sagrato dell'ex chiesetta di Faè, spazzata dall'onda del Vajont, proprio Giovanni Battista Protti ha chiesto un incontro di chiarimento all'ANAS e ha invitato il sindaco di Longarone a ospitare la riunione. E oggi è proprio il sindaco di Longarone Padrina a intervenire sulla questione. Ci sono delle opere che sono salvate, che vanno ovviamente salvaguardate. La chiesetta Protti è una di queste, ma ripeto, dalle carte che io avevo in mano non è mai stata messa in discussione. Così il sindaco di Longarone il giorno dopo la protesta di Giovanni Battista Protti, volta a salvaguardare un sito nella tenuta di famiglia che è il simbolo in memoria del Vajont. La memoria va salvaguardata, vanno salvaguardate i superstiti e i sopravvissuti innanzitutto e va salvaguardato il loro dolore, questo è il punto di partenza. ANAS ieri in una nota ha precisato che i lavori non interessano la chiesetta di Faè, le relative fondamenta né i resti della vecchia casa di proprietà dell'avvocato Giovanni Battista Protti, ma ha anche aggiunto che il MIBAC, pur riconoscendo il valore testimoniale del complesso immobiliare, non ravvisa elementi sufficienti a giustificare un provvedimento di tutela del luogo come richiesto dalla proprietà e quindi in attesa di vedere il progetto definitivo del primo stralcio dei lavori che ha un valore di 80 milioni di euro, la battaglia di Protti continua. Le tempistiche progettuali sono già fissate. Entro il mese di settembre partirà la rotonda di Fortogna e questa sistemazione di questo snodo del Quattro Valli con un piccolo allargamento della curva che dovrebbe, ripeto, lambire o toccare comunque praticamente nulla di quello che è il sagrato di quelle fondamenta che sono rimaste dopo il disastro del Vajont. Agguerrita la minoranza consigliare di Longarone che annuncia un'interrogazione sulla viabilità futura che riguarda il comune, che nel giro di pochi anni potrebbe vedersi scorrere di fianco la circonvallazione, poco più in là la bretella che dall'uscita della A27 a Pian di Vedoia condurrebbe fino alla galleria di Termine di Cadore. Questo è il grande obiettivo per risolvere una volta per tutte questo punto nero della viabilità del nostro territorio. A Marghera adesso l'hanno chiamata e la chiamavano la casa della droga, la casa del buco, uno stabile in totale degrado, oggi l'intervento per chiuderla. Filo spinato e catenacci alle porte per non far entrare nella casa del buco di via Rizzardi a Marghera tossicodipendenti e spacciatori, un provvedimento atteso dai cittadini esasperati che ogni giorno assistevano al via vai di gente che approfittava dello stabile per consumare droga o venderla, ed oggi i dipendenti del comune di Marghera hanno cominciato a portare via la montagna di rifiuti nella casa della vergogna, come era stata soprannominata. Nel retro dello stabile resta ancora un'auto bruciata, come un cappellino giallo appoggiato ad un ramo del giardino diventato pattumiera, segno che fino a qualche ora prima la palazzina era ancora abitata da persone.
A terra quel che resta delle siringhe usate, una processione di tossicodipendenti che neanche le numerose operazioni delle forze dell'ordine avevano interrotto. Questa volta sembra essere la volta buona, come spiega l'assessore alla sicurezza Giorgio Deste, presente alla chiusura della Casa del Buco. Va detto che però è una situazione che si presentava in maniera decisamente complessa, dove abbiamo messo in maniera chirurgica mano a quello che era il tema, arrivando sino ad oggi, quindi con la pulizia interna ed esterna dell'intero sito, e in questo senso mettendola in sicurezza con delle reti elettrosaldate e del filo spinato a un'altezza molto alta, in maniera tale che non possa creare nessun tipo di pericolo. Filo spinato e reti elettrosaldate per respingere i vecchi consumatori, sperando che le barriere possano reggere ai prossimi assalti. L'assessore si dice convinto che non accadrà, ma ora altre zone della città potrebbero essere a rischio. Questo ci auguriamo che non sia una situazione temporanea, ovvero che non crei motivo a chi l'ha frequentato fino ad oggi questo posto per trovarsi poi altrove. Speriamo che attraverso attività anche e opere dei servizi sociali, insomma, si riesca a incidere meglio su quello che è il fenomeno, soprattutto dei consumatori, che conferiscono la principale domanda rispetto all'offerta che abbiamo su questo mercato, un mercato che colpisce tutte le città d'Italia, ma noi dobbiamo partire da casa nostra. Ora Cittadella, con la paura per la colonna di fumo nero e le fiamme che hanno aggredito il Burger King. Una colonna di fumo nero e fiamme questa mattina ha allarmato i tanti automobilisti che transitavano lungo la strada statale di Cittadella. Un potente incendio è divampato nei locali del nuovo Burger King di via Pigafetta, inaugurato appena un mese fa. Numerose le segnalazioni arrivate attorno alle 9:30, i vigili del fuoco che sono arrivati subito sul posto. Grazie all'intervento tempestivo dei pompieri del distaccamento di Cittadella, le fiamme sono state domate in poco tempo, contenendo i danni al locale. Il rogo, divampato nel sottotetto, sarebbe stato causato da un cortocircuito elettrico. All'interno non c'erano dipendenti perché il fast food era chiuso. Le fiamme non hanno danneggiato i magazzini e le cucine, quindi in serata l'attività è ripresa regolarmente. Investe sulle strisce con la sua auto un papà con il bimbo di 2 anni in carrozzina e poi fugge. Il pirata in questo caso ha 94 anni. Investe sulle strisce un uomo con il suo bambino e fugge, senza fermarsi per prestare assistenza ai due. Ma le molte persone che hanno assistito all'incidente in via Gorizia a Piovene Rocchette, dove un giovane papà che portava a prendere un po' di fresco in passeggino il suo piccolo di appena 2 anni, sono riusciti a indirizzare con le loro testimonianze le forze dell'ordine all'automobilista. I carabinieri della radiomobile si sono trovati però di fronte a una sorpresa. Il conducente dell'auto pirata è un uomo di 94 anni, residente in zona. L'arzillo vecchietto ha confermato ai militari che era lui al volante, ma ha sottolineato di non essersi minimamente accorto di quanto era accaduto. I carabinieri, anche in base alle testimonianze raccolte in via Gorizia subito dopo il sinistro, hanno comunque provveduto a denunciare a piede libero l'anziano per omissione di soccorso. Padre e figlio investiti sulle strisce sono stati portati al Sant'Orso di Schio, dove sono stati curati per escoriazioni e contusioni, giudicate guaribili in pochi giorni. Allora l'allarme lupi sulle montagne, ecco la scena agghiacciante in cui si è imbattuto un automobilista a Cetta, frazione poco dopo sopra Belluno, un animale sbranato da un lupo e che dopo aver pasteggiato ha abbandonato i resti del povero animale in mezzo alla strada. È solo uno dei tanti episodi di veri e propri attacchi messi in atto dai lupi in queste settimane che stanno causando notevoli danni agli allevatori del bellunese. Per il lupo le denunce di capi predati nel 2018 sono state 47, 17 quelle presentate fino a metà luglio in provincia, un numero destinato ad aumentare, come testimoniano le foto che ci sono state inviate in redazione e anche appunto le immagini di queste settimane. E poi c'è l'altro fronte, non solo nel bellunese, il fronte vicentino. Continua il nostro viaggio tra le malghe dell'altopiano di Asiago. Questo è il marchio auricolare che noi mettiamo e hanno anche un bolio, si chiama, che va nello stomaco, viene messo per bocca, va nello stomaco della pecora. Quindi a volte dopo un attacco del lupo l'unica cosa che resta... Questo qua, il marchio auricolare. Questo dischetto giallo, quindi, rinvenuto nelle feci del lupo, a volte è l'unica traccia di una pecora sbranata.
L'emergenza predazioni tra le 70 malghe dell'altopiano la si può comprendere anche da questi particolari e gli allevatori sono uniti nel dire che le reti fornite dalla regione contro il predatore servono a poco o a nulla, anzi. Queste sono le reti fornite dalla regione Veneto negli ultimi 2 anni. Queste sono le reti per le pecore, 1,20 m di altezza, fornite come presidio antilupo. In realtà sono semplici reti di contenimento bestiame che più di una volta si sono trasformate in realtà in una trappola mortale, perché chiaramente tenendo radunato il bestiame ma non essendo in grado di proteggerlo, il lupo fa sì che le pecore sfondino, si trova l'intero gregge a disposizione e quindi più di qualche volta è stato in realtà più un fattore di rischio che un fattore di protezione. Non è certo questo quindi il sistema per salvare le malghe dell'altopiano, giro d'affari da €1 milione e soprattutto presidio insostituibile per la salvaguardia della montagna. Vedete, sono paletti molto flessibili, per cui la messa in opera di questo tipo di presidio è complicatissima. Ogni filo deve essere teso esattamente alla stessa tensione del precedente. Ogni passaggio di rospo, capriolo, qualsiasi piccolo animaletto fa sì che il recinto non sia più funzionante, lo abbatte, alza, abbassa i fili. Ci sentiamo profondamente presi in giro tutti i giorni, da chi di dovere, da chi non ci ascolta, da chi ci accusa senza sapere minimamente quello che facciamo tutti i giorni. Qualsiasi cosa abbiamo sbagliato. Chi non applica i presidi della regione ha sbagliato non applicarli, chi li applica ha sbagliato lo stesso perché le reti non sono adeguate, ma non le abbiamo scelte noi, sono state proposte e quasi imposte da esperti tecnici incaricati dalla regione, perciò noi cominciamo a essere veramente stufi di avere oltre al danno la beffa tutti i giorni, siamo ai limiti della querela, non è più sostenibile questa situazione sicuramente. Isabella, come Denis, come altri allevatori, possono contare su poche certezze. Denis ci racconta del veterinario Orlando Frison, del sindaco di Enogo che gli ha dato una mano, dell'aiuto del CAI di Asiago per portare via le pecore uccise. Le istituzioni per loro finiscono qui, anzi la beffa è quella di ricevere multe salate se non si portano in malga sufficienti capi di bestiame per salvarli dal lupo. Non ci sono tecnici competenti sul territorio, nessun supporto valido da parte della Regione Veneto e quindi noi stiamo mettendo in atto l'unico sistema di prevenzione realmente efficace che abbiamo in mano, che è quello di lasciare a casa gli animali. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale del Veneto, a Malo adesso nel Vicentino, alla festa grande per i 106 anni dell'alpino più anziano d'Italia. Quando è nato Giovanni Pettinà, gli alpini c'erano giusto da una quarantina d'anni. C'era il re Sciaboletta e c'era Cecco Beppe. La prima guerra mondiale doveva ancora iniziare e l'Associazione Nazionale degli Alpini sarebbe sorta solamente qualche anno dopo. Ora Giovanni di anni ne ha 106, ha visto 2 guerre mondiali e una serie di cambiamenti da fantascienza. Eppure lo avevano scartato alla visita di leva, ritenendolo troppo gracile. Lui ci ride sopra e ricorda che la pietra scartata è diventata una pietra d'angolo. La prima pietra scartata oggi è angolone, che vuol dire il militare mi ha fatto rivedibile, perché debole di Costituzione. E adesso mi ha fatto il film, e sono arrivato al film d'Italia. Il signor Giovanni potrebbe essere l'alpino più vecchio d'Italia e a naso è la più longeva penna nera del Veneto. Sia o non sia, gli amici del gruppo Alpini di Malo hanno deciso di festeggiare questo invidiabile traguardo con una bicchierata in compagnia e Giovanni è ben consapevole che alla sua età mezzo gotto di prosecco in più o in meno non possono certo fare la differenza. Già, ma come si arriva a 106 anni in queste notevoli condizioni? Come si fa arrivare a 106 anni? Lavorando ho fatto il male. Lavoravo 20 campi, lavoravo dopo che sono io a casa, me, la moglie e tutto lì. E con il patriatore, così come Giovanni nel mio giornale, sono un militare. Lavoravo sempre dopo che cosa mangi tu? Tutto quel che mi piace. Lavorare tanto e mangiare tutto quel che a ciascuno piace è quindi la ricetta dell'eterna giovinezza e Giovanni ne sa qualcosa perché durante la prigionia subita nel corso della seconda guerra mondiale ha imparato che cos'è la fame. A me mica che c'è sempre il giorno
Essen Kartoffeln. Invece Essen Kartoffeln. Kartoffeln. Quelli, quelli lì, senza olio, senza sale, senza niente. E la sera un minestrino di roba, ma era anche buona. Quei tempi sono passati e gran parte degli avvenimenti ai quali ha assistito l'alpino Giovanni, per la cronaca artigliere del terzo gruppo conegliano, sono finiti nei libri di storia. E ora nella storia c'è finito pure lui come decano degli alpini, che se lo coccolano e sono orgogliosi di averlo in sede. L'alpino Giovanni, esentato dalle incombenze di pulizia e sistemazione della sede dopo i festeggiamenti, saluta tutti e se ne va a casa. Ma prima di andare via con il figlio, che lui chiama Toso, nonostante abbia qualche annetto sulle spalle, chiede quando sarà la prossima bicchierata in compagnia, perché non ha certo intenzione di aspettare un altro anno per un altro brindisi alla sua salute. Ad Arquà Petrarca da venerdì a domenica a Calici di Stelle si festeggeranno i 50 anni della DOC Colli Euganei. Vendemmia al via subito dopo Ferragosto sui Colli Euganei. I grappoli di Pinot Grigio, Chardonnay e altre varietà destinate agli spumanti saranno pronti tra una decina di giorni. Lo afferma la Coldiretti del Veneto, un leggero ritardo che non è un male. Si preannuncia una vendemmia non come quantità come quella dello scorso anno, ma come qualità probabilmente sì, una buona vendemmia. I 50 anni della DOC Colli Euganei verranno festeggiati nel borgo di Arquà Petrarca dal 9 all'11 agosto durante la rassegna vinicola e gastronomica Calici di Stelle. In piazza ci saranno 23 cantine che proporranno le loro eccellenze, ci saranno anche una ventina di postazioni per quanto riguarda il food. Ci sarà, per quanto riguarda invece la qualità del vino, ci saranno 3 serate dedicate a delle degustazioni a tema. Una sarà dedicata ai colori del moscato, appunto, bianco, giallo, oro e rosso, e altre 2 serate che metteranno a confronto vini bianchi biologici con vini bianchi convenzionali e vini rossi biologici con vini bianchi convenzionali. Questi incontri saranno dei veri e propri momenti di confronto con i produttori vitivinicoli dei colli. Non mancheranno degustazioni guidate e visite animate alla casa di Francesco Petrarca, aperta di sera, con gli attori di teatro Ortaet. È una manifestazione che riveste un'importanza notevole per Arquà, ma non solo per Arquà, per tutto il territorio. Ricordo che i comuni coinvolti sono 5, Arquà Petrarca, Baone, Cintuganeo, Rovolon e Vo, e sono 5 comuni che hanno deciso di mettersi assieme per valorizzare il vino, che è l'eccellenza del nostro territorio. Nelle 3 serate di Calici di Stelle grande attenzione verrà data all'ambiente e al riciclo dei materiali, raccolta differenziata in specifiche aree di consegna e stoviglie biodegradabili e compostabili. Non mancherà infine l'osservazione degli astri sul Monte Castello con il supporto dell'Associazione Astronomica Euganea. Nell'occasione, l'edizione 2019 di Calici di Stelle verrà dedicata alla memoria di Franco Zanovello, presidente di Strada del Vino Colli Euganei, improvvisamente mancato nei giorni scorsi. È tutto dal Veneto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Benvenuti al Meteo. Residui disturbi sul nostro territorio, ma il tempo torna ad essere decisamente più stabile. Vediamo il dettaglio di giovedì 8 agosto. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso al mattino. Qualche nube in più sulle Alpi con l'arrivo di occasionali rovesci nel pomeriggio e in serata, mentre altrove si manterrà stabile. Temperature sostanzialmente stazionarie in linea con la media del periodo, le minime saranno comprese tra 18 e 23 gradi, le massime tra 27 e 30 gradi circa. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo condizioni di bel tempo, sarà stabile, tanto sole su tutti i settori, dal pomeriggio qualche acquazzone sui rilievi. Temperature invariate, minime tra 20 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra 27 e 28 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige. Bel tempo ovunque, salvo per isolati temporali sui settori alpini di confine. Temperature minime sui 18 gradi, massime sui 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.